Ti racconto un matrimonio particolare, celebrato in un luogo che oserei dire remoto. Una coppia lituana decide di sposarsi in Sicilia, isola meravigliosa, piena di fascino, con un'eccellente tradizione gastronomica. Taormina, Noto, Cefalù, chiedo loro. Itala, rispondono. Ciao, sono Francesco Campo, fotografo e filmmaker professionista, lavoro principalmente nel mondo del matrimonio. La wedding planner di questo evento mi dà appuntamento davanti il loro hotel. Vieni in macchina? Mi chiede. No, sarò in moto. Meglio, arrivo sul posto, presentazione di rito con la coppia e le rispettive famiglie e ci mettiamo in marcia. Ma non andiamo verso il mare. Stiamo salendo in montagna, però la più pallida di dove stiamo andando. Stiamo salendo. E saliamo, finché la strada non diventa una mulattiera. E proprio in quel punto ad aspettarci ci sono i musicisti, Nino, il trombettista, e Marco, chitarra e voce. Da lì in poi proseguiamo a piedi, arrampicandoci su questo viottolo fino ad arrivare ad una proprietà privata della wedding planner. È un terreno terrazzato con una vista spettacolare. E nient'altro. Giusto il tempo di riprendere fiato che la planner aveva già allestito un banchetto, colorato un angolo con dei fiori e fatto cenno ai musicisti. Ci siamo, li ha sposati lì, sotto un albero d'ulivo. Le famiglie lì attorno, immerse nella natura, circondate da un paesaggio mozzafiato. Un'atmosfera bucolica, semplice, familiare, arricchita dalla musica di Nino e Marco. E dopo un lancio di riso improvvisato, uno shooting di coppia sui generis, sposi e ospiti si adagiano sotto gli alberi per un meraviglioso aperitivo post cerimonia. E no, non c'erano gli spritz. Dopo qualche altro scatto, qualche momento di relax e un altro paio di brani musicali, è tempo di tornare per la cena. Salutiamo i musicisti e si torna in hotel, dove in terrazza la wedding planner ha allestito una tavolata a tema siciliano per una cena tipica sotto le stelle. Faccio le ultime foto e come d'accordi vado via poco prima che inizi la cena. Un matrimonio inusuale, diverso, che sfata il mito dello sfarzo a dispetto di ogni etichetta. Un matrimonio intimo. Ciao, sono Francesco Campo e se ti sposi e cerchi un fotografo, scrivimi.